Michele Piras del coordinamento provinciale del PD. Ieri il tavolo del centro-sinistra ha deciso la data delle primarie per la scelta del candidato sindaco. Come si svolgeranno e quando? Allora, le primarie le faremo il 5 di aprile. Ci sarà una data ultimativa per la presentazione delle candidature degli aspiranti candidati, che sarà tra il 12 e il 14 di marzo. Gli aspiranti candidati dovranno raccogliere fra le 100 e le 130 firme per proporre la loro candidatura, che sarà vagliata dal comitato di organizzazione delle primarie del centro-sinistra. Una cosa c'è da dire, diciamo che io penso che il centrosinistra abbia fatto ciò che gli è più congeniale, cioè mettere a disposizione dei cittadini nuoresi, della politica, della partecipazione democratica, l'ambiente più ampio nel quale discutere di progetti, di programmi e di prospettive per il futuro. Avete fatto un lavoro importante ricomponendo un quadro politico che negli ultimi anni era frammentato. Abbiamo fatto un lavoro importante, sì, abbiamo fatto un lavoro intelligente. Noi quello che dovevamo fare era ricostruire uno spazio, una casa dove ci possano stare dentro tutti e dove si possano riconoscere quelli che oggi si contrappongono in nome della democrazia e del progresso alla xenofobia, all'odio, al sessismo, al razzismo che sta imperando in questo Paese. È la casa di tutti e tutti secondo me dovrebbero in qualche maniera trovare il modo di confrontarsi con questo fatto politico nuovo che abbiamo prodotto in città. La questione della candidatura del sindaco Soddu, che al momento non vuole partecipare alle primarie. Le primarie sono lo strumento più aperto possibile, noi non abbiamo chiuso porte, anzi le abbiamo tenute aperte, l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo a tutti quanti, lo diciamo al sindaco uscente Andrea Soddu, ai partiti e alle liste civiche che gli stanno vicino, lo diciamo anche a chi in queste settimane ha ritenuto di portarsi avanti candidando una figura a sindaco e dicendo che non vuole interloquire con nessuno. Mi sembra che invece il dialogo sia la chiave e il confronto sia la risposta che noi dobbiamo dare anche alla cittadinanza nuorese, per cui noi attendiamo che ragionevolmente nessuno si frapponga fra il lavoro di intelligenza e il lavoro politico ed intelligente che abbiamo fatto e quello che dovrebbe essere il futuro della città. Ad Andrea Soddu chiediamo che partecipi alle primarie, come chiediamo a chiunque in questo momento qua si senta di candidarsi e di partecipare a una competizione di questo tipo.